Oltre 1500 persone nella serata di ieri hanno affollato il Palainvent di Jesolo per la prima edizione del Gala dello Sport. L'appuntamento, organizzato dall'assessorato allo sport, è dedicato alle associazioni del territorio jesolano. Vuol dire premiare il lavoro duro che fanno ovviamente gli atleti, ma soprattutto i loro dirigenti e soprattutto anche le famiglie. È un chiaro messaggio di continuare su questa strada, lo sport aiuta solo a crescere, a diventare sicuramente dei grandi campioni nello sport, ma anche a volte solo dei grandi campioni nella vita. Questo per me è un grande messaggio. Il Comune investe in strutture, investe in avvenimenti, investe in grandi eventi internazionali che aiutano anche a far capire lo sport nel mondo per i ragazzi. Sono state quasi 40 le associazioni che si sono alternate sul palco per premiare gli atleti che si sono particolarmente distinti nella stagione agonistica, e tanti sono stati anche gli ospiti presenti tra campioni mondiali e plurimedagliati olimpici. I giovani hanno tutti i loro obiettivi, i loro beniamini, diciamo, chi segue il calcio, chi segue l'atletica, il ciclismo, e oggi sono molto facilitati rispetto ai nostri tempi, perché noi abbiamo la società dei giovanissimi, basta che vogliano correre, gli diamo le maglie, gli diamo le bici, gli diamo tutto. Una volta, se non avevi la tua bici non correvi, perché non è che te comprava la bici nessuno. Cosa diresti ai giovani che questa sera riceveranno un premio per l'attività agonistica che fanno? Beh, sicuramente quello di divertirsi, questo deve essere alla base dello sport, qualsiasi esso sia. Penso che ginnastica, basket, pallavolo, un ragazzo e soprattutto le famiglie devono lasciare fare al proprio figlio e al proprio ragazzo qualcosa che lo faccia divertire per riuscire a coltivare quella passione che ha dentro. Ritengo che lo sport è importantissimo a quell'età giovanile, ti insegna tanti valori, te li insegna in modo molto semplice, giocando. È una lezione di vita che insomma io dico che tutti i giovani insomma dovrebbero fare lo sport appunto per questo.